Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia. Belle mie, se avete bisogno di qualche ferro, allora dovete lasciare un mi piace in questo video, perché in questo episodio proseguiremo dopo appunto la missione che abbiamo fatto nell'episodio precedente, dove siamo riusciti almeno a come bene o male, a portare il carico dell'ottimo whisky. Vi ringrazio come al solito per il supporto che state lasciando nella serie di Mafia, ragazzi, siete fantastici, ma questo già lo sapete. Andiamo avanti. Intermezzo 1938, attenzione raga, ecco, infatti Dunque, stavo per Salieri dire il era presente. pronto a fare la sua mossa. Forse ci stava lavorando, ma poi il proibizionismo è finito e con esso anche il business del contrabbando di alcolici. Tutti quegli scontri erano stati inutili. Ci sono voluti anni per risollevarci, ma una volta tornati in sella, ragazzi, allora sì, abbiamo potuto investire in nuovi traffici tutti i soldi ottenuti con il Moonshine e il Canadian. Molti erano legali: edilizia, ristorazione, trasporti su gomma, gioco d'azzardo. Eravamo attivi ovunque, ad eccezione che nella droga. Nel 35 andava a gonfie vele. Incassavamo denaro con regolarità. Avevo una moglie e una figlia. Sam mandava avanti un locale per il Don. Perfino Poli aveva i suoi piccoli giri. Non sarà stato entusiasta, ma almeno era... Soddisfatto. Sì, esattamente. E Salieri finalmente iniziava a parlare di uscire dall'ombra di Morello, di farci un giro di poliziotti e di politici corrotti. Attenzione. È interessante. Stai dicendo che nel 34 Salieri ha corrotto dei politici? Forse, perché? Beh, qualche anno fa la Buoncostume ha arrestato un giudice per adescamento di minore. Una volta dentro ha confessato ogni genere di irregolarità in cerca di un accordo. Ha anche ammesso di aver accettato tangenti da Morello, oltre che da Salieri. Ha fatto il doppio gioco per guadagnare di più, ma Morello l'ha scoperto e ha minacciato di seppellire i suoi figli sulla spiaggia ancora vivi. Cristo. Ecco il pezzo mancante. Che intendi? Morello ci ha sempre limitati, è vero, ma non ha mai fatto nulla per iniziare una vera guerra. Quando ha scoperto che Salieri stava creando la propria rete, avrà perso le staffe, perché nel 35 ci ha colpiti molto duro. Ah, ed è quello che stiamo vivendo quindi adesso, quello che andremo a fare ora. Mamma mia raga, che storia, Dio mio, speriamo che non finisca mai sto gioco. 1935, buon appetito, Sulla grazie, faccia. accettante. Dritto sulla faccia. Oh, ehi, capo, che succede? Fortuna che sei qui. Prego, capo. Volevo pranzare da Pepe, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo, capo. Bravo. Sto morendo di fame. Il ferro ce l'hai? Beh, dai. Potrebbe servirmi. Sai com'è. Le cose con Morello sono troppo tranquille. Ma magari sono solo nervoso. Non ti preoccupare, signor Salieri, noi abbiamo sempre qualche ferro, sempre dietro ce l'abbiamo i ferri. Andiamo. Ma la macchina, guarda che macchina. Come va, Tom? Lo sa come va? Va bene. Certo, lo so, tengo d'occhio i registri ogni giorno, ma visto che è successo quello che è successo, so anche che un capo deve parlare ai suoi sottoposti senza lasciare che altri si mettano in mezzo. Vabbè, comunque tutta signorina. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del 21° emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ci sono gli sbirri, Tom. Ma dai, ma che cazzo. Ma Dio mio, non è possibile, ero a 43, dai. Minchia, sbattetelo al fresco, dai, per 3 km orari. Ah, se vede che si carabinieri. Dobbiamo seminarle. Dio mio, pure... No, sì. No, non è possibile. Non si può iniziare un episodio così. Non puoi iniziare così. E poi ti girano, Poi ti girano, signori. Che cazzo. No. Pensavo fosse un vicolo. Che fastidio, che fastidio. Niente raga, uso qua L, metto il limitatore di velocità e sti cazzi. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del 21° emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ho dei progetti. Molta gente valida in fila dalla propria parte. Mi fa piacere. Molto interessante, capo. Mi dica di più. Parli, no?
parli, no? Non parla, madonna. Raga, ma oggi non abbiamo fatto la nostra tradizione, Dio mio. Perdonatemi, raga, colpa mia. Poi a me dispiace, raga, a me dispiace veramente ogni tanto darvi queste delusioni. C'è credo che... Ma dove minchia vai? Ah, capo, è una questione proprio di principio. C'è credo che ti fa piacere. Un po' di tempo lontano da Boli e i suoi piani idioti. Devo ammettere che è un altro tipo di conversazione, capo. Non ho dubbi. Però io, Sam e Polly siamo molto legati. Ne abbiamo passate tante assieme. Già, lo so bene. Allora, raga, intanto in questo episodio aspettiamoci appunto che Morello fa qualcosa, colpisce duramente Salieri. Da questo episodio dovrebbe essere la svolta e tra l'altro ci stiamo avvicinando molto al presente, quindi al momento in cui noi stiamo parlando col poliziotto. Ci sarà qualcosa che ci butta estremamente nella merda per arrivare al punto di parlare con questo poliziotto e confessare un po' tutto quello che abbiamo fatto per prendere Morello. Secondo me, raga, succederà qualcosa di molto brutto in questa storia. Preparatevi con sta sensazione. Speriamo però, insomma, va, che finisce bene per alcuni personaggi, va, perché vuoi non vuoi ti ci leghi durante la storia. In ogni caso, capo, lei ha bisogno di qualche ferro, magari glielo diamo anche noi. A me Vincenzo me ne ha date così tante ferre che non so più dove mettere ferri io ormai. Sai che ti dico, va, acceleriamo un po' che non c'è la pula. Dai, che si vola. Tanto siamo arrivati, raga, al ristorante di Pepe. Ho pensato a questo pranzo per tutta la settimana. Aspetta di assaggiare la cassata, Tommy. Oh, il vino! Ehi, altro vino qui, amore! Mi piacerà assai questo vino, è un... Don Salieri! Prego, amico mio, benvenuto! È un piacere, Pepe. Sì! Ehi, su! È arrivato il nostro ospite! Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina. Eccellente, bravo. Molto bene. Lasciate che vi prenda una sedia, eh? Prego, sedetevi. Sì. E da bene? Un bel Chianti. L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Bene. Vi lascio. Sono felice che hai smesso, Tom. Beh, Sara ha minacciato di lasciarmi. Lo so. Te l'ha detto? No. L'ho spinta io a farlo. Ah, Gli ubriaconi sono distratti. Non volevo che commettessi errori di conventirci. Per voi? È per voi. Ah, Pepe, è tutto squisito come sempre. Molto bene, grazie, Don Salieri. I complimenti di un buon gustaio come voi mi riempiono di gioia. Se sapessi con cosa ho cenato non mi chiameresti buon gustaio. no. No. Che succede? No. Bevuto, manco il vino mi sono bevuto. Ehi, Salieri! Forza, vieni fuori e facciamola finita! Mamma mia, raga. Dai, stanalo, Joe. Merda, attenti! L'uscita principale è presidiata. Può camminare. Sono troppo lento. Gli tenderemo un'imboscata. Li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro. Ne è sicuro, capo? Falli fuori. Nessuno deve tornare a casa sano e salvo. Mamma mia, dai, che cazzo culo si cazzo. Cerca di fare in fretta. Signori, dai. Che bastardo. No, guarda. Affanculo, lascia stare lo chef.
Aia. No, no, sì. Ehi. Ehi. Ah, corpo de corna, guardalo lì. Ok, calmi. Ok, quello sopra era il problema maggiore. Cos'è? Non avete che? Avete bisogno di qualche bel ferro? Avete bisogno di qualche bel ferro? Non state vedendo mira che ho? Prendi le pillole. No, veloce. Ah, mettiti qui. Com'è? Avete bisogno di qualche bel ferro? Vedi che io ho i ferri direttamente da Vincenzo. Avete bisogno di qualche bel ferro? Cos'è? Non mi piacciono i ferri. Capo, via libera! Hai le palle quadrate, ragazzo. Mi hai salvato la vita, Tom. Dobbiamo andare, capo. Tra poco arrivano gli spiriti. Fammi riprendere fiato un momento. Adesso la riporto al bar. No, non al bar. Andiamo da Carlo. Quel bastardo sapeva dove sarei stato oggi e si è dato malato. L'ha venduta. Ci ha venduti. Hai rischiato la pelle anche tu. Sì, lo so, capo. Carlo convive con una ragazza a Holbrook. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Mamma mia, raga. Io non ho parole. Andiamo da questo Carlo. C'è la pula. Tom, se Carlo resta vivo ancora un minuto di più, vado fuori di testa. Certo, capo. Incredibile, quei bastardi hanno avuto le palle di distruggere la mia auto. È possibile che oggi non abbiamo proprio altro No. che fare la avuta a noi. Merda. In effetti ha ragione, capo. Non hanno un cazzo di fare oggi. Dai, che due coglioni sta. Dai, sbanda. Zig-zag. Anzi, questa qui è una delle macchine più, diciamo, decenti da guidare. Che culo, ha preso il palo, godo. Dai, non riesco a seminarli. Non può essere stato di Carlo. Suo padre aveva legato con Morello all'inizio. E il frutto non cade mai lontano dall'albero, Ho pianto al suo funerale, ma quello del figlio riderò. La madre è già vedova, Tom, e per colpa sua resterà del tutto sola. E per cosa? Un po' di soldi per comprarsi la droga e io che gli sfondo il cranio a calci. Mamma mia. Cosa? Sono felice che sia successo. Così ammazzo un altro stronzo, entra in guerra con Morello e andiamo sui materassi. Oggi è il giorno della svolta. Sembra proprio di sì. Si tolga! Vabbè, ma allora è stronzo, buon uomo. Gli dico si tolga per un motivo. Dove cazzo è sto Carlo? Dai, ci andiamo a puntare il ferro. Perché non lascia andare prima me, Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom, la prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Ma che cazzo? Brutto bastardo di un salidone. Meglio se te ne vai, tesoro. Lo sai che sei un uomo morto, Carlo? Ne banne! Tutto ok, capo? Sì, sono affaticato. Ora riprendo fiato. Cristo, è veloce per quella stanza. Non fartela scappare! Ma dove cazzo vai? Hai bisogno di qualche ferro? Ecco, un uomo. Si tolga, levatevi dai coglioni. Vogliono uccidermi, non ti faccio niente. Tommy, ti prego, posso spiegare? Non devi spiegare un cazzo, tu mi facesti quasi ammazzare, disgraziato. Ma ripensaci cosa, vieni qua quando ti tanfalare in discorso. Parlare con il capo, posso spiegare tutto. Guarda, ma io l'ho già Posso preso. spiegarti. Morello avrebbe ucciso mamma. Ho dovuto farlo, ho dovuto. Mi hanno costretto, Tommy. Ti prego. Che cazzo. Non lo potevo fare ancora. Non ne sono certo. Minchia, raga. Guarda Salieri con quanta violenza. Ora lo siamo. Ehi, Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua? Un attimo. Ma è Gordy? È lui. Ehi, Gordy, come stai, bello? Non ti riconoscevo quasi.
Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Chi sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi tu. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'altra cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia di puttana! Che succedeva? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta con sti lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici che da null'età di Carlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva tradito. Maledizione! Mamma mia, raga. Riesco a ragionare! Scoppierà una guerra. Tenessi da stare muto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avvisa i ragazzi di stare a letto e di stare pronti. Ok. Spargo la voce. Ehi. Cerca solo di stare attento. Anche tu, Don Morello. Signori, mamma mia, capitolo completato. Buon appetito. Questo è quello che è successo per far scattare finalmente la guerra tra Salieri e Morello. Tu facci l'applauso alla faccia. Andiamo avanti, raga, sono troppo curioso. Comunque, raga, proprio se ci fate caso, ogni cosa che succede in un diciamo in storie del genere che riguardano la malavita, sempre si finisce nella merda per colpa dei pentiti, comunque traditori, gente che poi fa la spia, cioè, ed è pazzesca sta cosa. Dio mio, se tu entri in questa vita, hai scelto tu di entrarci. Minchia, restaci, capisci? Non fare poi piglia e porta. Ti vogliono di sopra. Salgo subito. Sergo, Guerra, Tom. lo so, abbiamo Oggi capito. Poi siamo in guerra. Ho capito, lui giusto. Ci penserò io tutti i ferri di Vincenzo me le sono portate tutte. Ce l'ho tutte dentro i pantaloni. Abbiamo la Lopara, abbiamo la Thompson, abbiamo la ML911. Un uomo, lei ha un aspetto elegante, ma minaccioso. Andiamo avanti. Mi aspettano di sopra. Andiamo di sopra. Tra l'altro, raga, veramente mi sta piacendo un botto che vi piace questa serie, raga. Bella, bella, perché capisco che è una serie, diciamo, molto piena di filmati, pieno di cose, quindi magari per chi ha già giocato il gioco non è nulla di nuovo, capito? A parte quelle poche scene, diciamo, di gameplay, quelle breve, poi per lo più ci sono tanti filmati e tante robe, quindi è bello che vi piace. Donna a fare fuori Carlo e non tu. Già, non un bello spettacolo. Però comunque, che c'è? Gli ho sparato io, poi lui l'ha finito che era già a terra. Al piano di sopra, come cazzo si sale sopra? Dove sono le scale, buon uomo? Ah, ma qua c'è la mappa, ma vaffanculo. Ti tieni lontano dai guai? Ma insomma. I ragazzi sono in posizione. Bene. Possiamo fare la nostra mossa? Tra poco. Prima dobbiamo indebolirlo. Morello ha sul libro paga sbirri, politici, addirittura giudici. Noi non possiamo pagarli tutti. Li spaventiamo e poi li spingiamo a lasciare la nave che affonda. Accoppiamo il fesso giusto, così tutti gli altri capiranno che rimanere con Morello è una scelta di merda. Questo se merita il cappotto di legno più di tutti. Ghilotti. L'assessore è incazzato per la morte del figlio, quindi non tradirà mai Morello. Cristo, quel bastardo è una spina nel fianco del 32. Voglio occuparmene io, capo. Perché credi di essere qui? Vinny ha organizzato tutto. L'assessore festeggerà il suo compleanno con un ricevimento su un piroscafo. Ha fatto le cose in grande, alcolici, donne, fuochi d'artificio. Farà anche un discorso per la stampa. Che tipo di sicurezza? Le solite cose, direi. Sì, ci sarà qualche uomo armato, ma nessuno degli invitati muoverà un dito per proteggere quel pezzo di merda. Ok, vado alla festa e gli piazzo un colpo in fronte.
Rallenta, giovane. Ghilotti è corrotto, ma non è stupido. I suoi perquisiranno chiunque salirà sul battello. Non puoi marcarti con un'arma. Quindi, come... Lo butto nell'acqua e vediamo se galleggia? Non fare il cazzone con me, gli sparerai lo stesso, porca puttana. Una volta a bordo ti dirigerai a prua. Abbiamo pagato un inserviente per nascondere un revolver in bagno. Poi te ne starai tranquillo. Socializzi, nascondi le tue vere intenzioni fino all'arrivo dei Ghilotti. Aspetti che il bastardo inizi il suo discorso e solo allora gli piazzi una pallottola in mezzo agli occhi. Devi farlo in pubblico, così che se ne parli. Certo. Ma il piano per farmi tornare a terra? Sam e Polly ci stanno lavorando giù al porto. Raggiungili e ci penseranno loro a spiegarti tutti i dettagli. Ok. Ghilotti è un uomo morto. Dopo stasera non sarà più un problema. Sì, va bene, ci conto. Buona fortuna, Tom. Bello, 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 raga, comunque. Comunque siamo al piano di sopra. Questo qui non l'avevamo mai esplorato, onestamente. Qua mi dice che c'è qualcosa in questa stanza, ma non posso entrarci in questa stanza. Come cazzo si fa qui? Non ne ho la più pallida idea. Raggiungi il porto, quindi al porto ci saranno Polly e Sam che ci spiegheranno come farci atterrare, appunto, da questa festa in barca, diciamo. Allora, questa qui è bella come macchina, raga. Questa qui è decente. Vediamo nel nostro garage se possiamo prendere qualcosa. Allora, quante macchine abbiamo? 12, raga, ne abbiamo presi un bel po' l'ultima volta. Abbiamo il taxi, un carro attrezzi, raga, ve lo ricordate? E poi abbiamo la motocicletta, la carriola. Quest'altra fa schifo. Questa era bella, raga. Questa era veloce. Andiamo al porto. E siamo qui, verso questa missione, raga. Finalmente uccidiamo sto cazzo di Ghilotti, che è il padre a cui abbiamo ucciso il figlio, la sparatoria in chiesa, tutti quei casini lì. E diciamo che appunto proprio per questo lui è difficile da corromperlo e farlo stare dalla nostra parte. Che poi su queste cose, raga, è tutto un giro di soldi, no? Chi ha più soldi ha più potere comunque su queste cose. Si può permettere di corrompere più poliziotti, quindi fare le proprie azioni con meno problemi, Ma se c'è una cosa che non sa Morello è che c'è Sly con Salieri, capito? E Sly è un personaggio importante, un grande fama, grande potere, senza scrupoli, un pezzo di merda. Andiamo qui. Bene, siamo arrivati al porto. Guarda che parcheggio, guarda quanto stile. Trova Sam, dove cazzo è Sam? Buon uomo. Attenzione, attenzione, ora vi riceveremo a bordo, ma dovrete presentare i biglietti. Ah, proprio è una nave, non è una barca. Ok, dobbiamo trovare Sam. Dove cazzo è Sam? Oh, buongiorno Sam. Non mi dai l'idea di uno con l'invito? Gli amici che ho io sono di tutt'altra risma. Beh, ecco il nostro piano. Lì dietro c'è un marinaio del vaporetto. È scivolato e ha sbattuto la testa. Ma la sua bella divisa bianca è a posto. Ah. Grazie. Vado a cercarlo. Tra l'altro qui dentro c'è pure un collezionabile da prendere. Leggi nota, richieste di sicurezza di Ghilotti. Ah, vediamo che cosa chiedeva Ghilotti per la sicurezza. Allora, vengono ammessi a bordo solo gli ospiti muniti di biglietto, quindi senza biglietto evitano. Il suo equipaggio non accede alle aree bar, in cui saranno ammessi solo i miei amici più intimi. Ok, tutto il personale della Lost Haven Queen segnali subito qualsiasi comportamento sospetto. Certo. Vabbè, solo delle cose, ma non significa niente. Possiamo fotterlo comunque. Qui c'è un collezionabile. Eccolo qua, Morello. E poi qua c'è qualcos'altro. Forse in questa stanza, nel cesso. Ah, ok. Bene, quindi ci siamo presi la sua divisa bianca. E in teoria siamo a posto. Che cazzo siamo? Dei camerieri? Guardalo lì con quanta convinzione, il nostro Tommy. Guardalo lì, sempre sul pezzo. Finalmente hai trovato un lavoro onesto. Ricorda, Piglia poco, sii bravo. disinvolto. Aspetta che parta il battello e prendi la pistola. Il custode l'ha nascosta in un bagno. Ok. Poi sali sul tetto. Aspetta che Ghilotti finisca il suo discorso e fallo fuori. Poi come me la filo? Poli ha rubato un motoscafo. Finito il discorso, iniziano i fuochi d'artificio. Appena li vediamo, partiamo. Cercate solo di arrivare in tempo. Non preoccuparti, andrà tutto liscio come l'olio. È un figurino, Tommy. Se la divisa non se rovina, tienila. Te dona proprio. Grazie, Polly. Sei quello nuovo. Sì. Te la sei presa comoda. Ragazzi, speriamo semplicemente che vada Tu tutto... credi che ce la farà?
Di sicuro riuscirà a far fuori Ghilotti. Ma per scendere dalla barca gli servirà un angelo custode. No, raga. Siete un fottuto angelo. Ci siamo noi a guardargli le spalle. Andiamo. Non me lo di... No, raga, non mi piace. Questo filmato non mi piace, raga, Non mi dite che Sam rompe il cazzo. Cioè, Polly si vede che è dalla nostra parte. Ti manca molto? No, stavo andando a pulire i bagni, ho sentito degli ospiti lamentarsi. Pulisci i bagni di tua spontanea volontà? Ah, come vuoi. Lì c'è uno straccio. Controlla ogni ponte. Allora, diamo un po' un'occhiata alla situazione. Allora, qui c'è tutta la band. Dentro, qua c'è una guardia, forse sotto, non è al nostro livello. Qui c'è, diciamo, un piccolo ristorantino. Qui c'è gente che parla. Ti lei dal cazzo. Niente. Di qui non si può andare. Qui cosa c'è? Una nota, programma della festa. Ah, vediamo. Allora, l'imbarco è alle 3, alle ore 4 si parte. Il buffet è tra le 4 e le 19. Sta minchia. Ah, il discorso è alle 19. Intrattenimento, ok. Quindi alle 7. Vediamo cosa c'è dall'altra parte della nave. Per caso ti ho già visto da qualche parte? No, non credo proprio. Giurerei di sì. Eri forse col sindacato? No, spiacente, non sono di qua. Si faccia i cazzi suoi lei. Che qua non possiamo freddare niente, non abbiamo i ferri, non abbiamo niente. E questa è l'altra parte della nave. Guarda che bello, raga. Mamma mia, raga, veramente, veramente bello. Comunque, dai, chiedi al custode chiedi del custode all'equipaggio. E il custode in teoria era questo qui, perché potevo parlargli. Senti, marinaretto, vai da un'altra parte. No, direi che non è lui. Proviamo a scendere. Guarda che bello qua, raga. Mamma mia, proprio bello. Cos'è? Ah, sempre un programma della festa, è scritto su ogni tavolo, ci sta. Per caso hai visto il custode? No, ma se dovessi scommettere direi che è ubriaco in sala macchine. Ah. Bene, almeno abbiamo un minimo indizio. Come si entra qua dentro? C'è tipo un collezionabile da prendere. Posso? Grazie. In cucina. Siamo in cucina. Perfetto, fantascienza. Voi cucinate, caviamo capo per una pumarona. E in teoria la sala macchine è ancora ai piani più bassi. Dovrebbe essere di qui. Buon uomo. Sei messo parecchio. Tommy, giusto? Sì. Ho nascosto la pistola nel cesso di poppa, sul ponte di mezzo. Vale a dire? Esattamente sopra le nostre teste. La chiave è lì sul tavolo. Ok, sei un grande, anche se sei ubriaco e non so quanto potermi fidare di questa tua operazione importantissima. Ti ritrovi a galleggiare in acqua. È chiaro? Sì, ok. Abbiamo avvisato, raga. Mamma mia, però il nostro Tommy, raga, è proprio cazzuto, però c'è poco da fare. Allora, sopra di noi, no, questo è il cesso comunque. E il cesso è quello sopra di noi. Bisogna vedere adesso come possiamo andarci. Ma voterò per sto cazzo, si levi dal cazzo, buon uomo. Allora, il bagno. Tu sei uno di Salieri. Ma che cazzo vuoi? È di nuovo lui. Oh. Oh, ma che cazzo? Ehi! Ehi! Ma con cosa parlano? Vergogna! Sì, ma io lo devo nascondere questo, raga, non posso. Aspetta. Lo nascondo nel cesso, raga. Ah, a caso. Avanti. Dove cazzo sei? Allora, raga, abbiamo l'arma, però c'è qualcosa che non mi convince in questa missione. Sarà una sensazione. Ma è scomparso quello? Vabbè, forse l'abbiamo lasciato in bagno, magari. Oh, meglio così, sti cazzi, raga. Sei uno di Sileri. Cagare lì. A questo punto dobbiamo andare ancora in un piano in alto. Solo che ho una sensazione, raga, che qualcosa va male. Non mi piace che quello mi ha riconosciuto. Non mi piace Sam, diciamo, come ha reagito alla cosa. L'espressione iniziale quando eravamo con Vincenzo e Don Salier. Buon uomo. Mi
fai respirare, per favore. Ma vaffanculo, io pensavo mi doveva dire qualcosa, perdonami, non so. Siamo dei cazzo di marinai, siamo membri dell'equipaggio, non abbiamo paura, è giusto che siamo qui. Ok, possiamo andare verso di qui. Perfetto, quindi adesso cosa si farà? Non lo sapremo. Penso ora ci sia il discorso, saranno le 7. Ehi, Joe, state godendo la festa? Basta che il bar resti aperto. Bene, bevene uno per me. Allora lì, Ghillotti. Eccovi, grazie a tutti, grazie. E benvenuti a questa mia vesticciola. Dunque, come sapete, è stato un periodo difficile. 3 anni fa mio figlio Billy ci ha lasciati. Una pedina innocente in una guerra mortale. Una vittima della malattia chiamata criminalità organizzata. E da quel giorno vivo con l'obiettivo di debellare questa malattia. Quest'oggi siamo qui per festeggiare il mio 50° compleanno. E un futuro migliore per Lost Heaven. Condurremo i criminali fuori dalla città. Li affogheremo come topi di fogna. Grazie, grazie a tutti. E ora via allo spettacolo. Devo aspettare i fuochi d'artificio. Quindi appena ci sono i fuochi d'artificio io posso spararli, ok? Fanculo. Così, ok. Andiamo, 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 andiamo. No. Buon uomo. Oddio, siamo troppo fenomeni noi per perdere con tali uomini. Si affacci, buono. Ok. Buon uomo. Si levi dai coglioni. Non so chi è, ma lei c'entra. È colpevole in qualche modo. No. Ok. No. Non lo so se morirò oggi. Penso di no, spero di no. Si può uscire da qui? No, non si può uscire, dobbiamo passare interni. Oddio. Hai rotto il... Oddio. Mamma mia, non mi piace sta revolver, preferivo la pistola. Ok, mi servono le pillole. Prendi il Thompson. No. Sì. Mamma mia con quanto fascino. Scendiamo sotto, scendiamo sotto. Ce ne sono altri? Ok. Dentro. Dentro non penso nessuno. Oddio. Oddio. Mamma mia raga. Dammi. Non lo so, non darmi niente. Ok, in teoria è qui raga che dobbiamo aspettare il motoscafo. Veloce, 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 veloce. Guarda dove sono raga. Sono arrivati allora. Aia, no, non posso morire ora. Sì, ma come faccio? Aia. Un attimo, Poli Sam. Ah, ma io ce li ho dei colpi, vaffanculo. Non ci credo, li ho fatti, raga, che culo. Ok, raga, è andata bene, È andata bene, signori, è andata bene. Buon compleanno. Attenzione, missione completata. Missione che tra l'altro ci permette di salutarci. Signori, io per questo episodio di Mafia vi saluto. Mi dispiace che questi episodi appunto c'hanno quella cosa così e poi uno si incuriosisce del continuo, ma dovrete aspettare ancora un po'. Pazienza, ragazzoli, mi raccomando di lasciare un like e supportare questa serie, ma già lo state facendo, ragazzoli. Vi voglio bene, vi mando un salutone e ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Ciao, bene me.